Una giornata di festa ma anche di riflessione sui temi del lavoro, di solidarietà verso chi un'occupazione l'ha persa per la crisi o la sta ancora cercando. Sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto la segreteria provinciale della CGIL di Nuoro a organizzare, dopo un intervallo di alcuni anni, la festa del 1° maggio. Il programma della giornata è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa da Salvatore Pinna, segretario generale della CGIL di Nuoro, e da Luca Fadda della Sardinia Rock Agency, che ha predisposto il programma di eventi. L'epicentro della festa sarà Piazza Italia. Gli appuntamenti inizieranno al mattino con l'inaugurazione della fiera dell'artigianato sardo e multietnico. Spazio anche allo sport con una gara podistica amatoriale. Nel pomeriggio verranno disputati un torneo di basket e uno di calcio balilla. Alle 18 ci sarà il Bike Trial Rifle Show. Dalle 19 poi spazio alla musica con 7 band provenienti da tutta la Sardegna. Durante il concerto ci saranno i comizi, tra gli altri interverranno il segretario Pinna, il segretario regionale della CGIL Michele Carrus e il sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi. Per noi sia un appuntamento importantissimo, sia per il valore che rappresenta il 1° maggio, ma soprattutto per la solidarietà e per il lavoro, per una festa rivolta ai giovani che sono la parte più debole di questo territorio, sottoposti come sono alla disoccupazione che raggiunge ormai oltre il 50% e che mette, diciamo così, a repentaglio il futuro di un'intera provincia. Noi pertanto con questa festa vogliamo lanciare un messaggio molto semplice, il messaggio che diciamo che siamo disposti a batterci per il futuro socio-economico di questa provincia. Questo è il messaggio che lanciamo, un messaggio di lavoro, di lotta e di solidarietà, un mix di sport, di politica, di sindacato ma anche di festa per i giovani e i non giovani.